respinto ogni addebito e chiesto il non luogo a procedere l'ex ministro Altero Matteoli, indagato nell'ambito della vicenda Mose per una tangente da 500.000 euro. L'ex ministro si è presentato lunedì davanti al GUP Andrea Odoardo Comez per rilasciare dichiarazioni spontanee e respingere l'accusa fatta dalla Procura di Venezia, che ha chiesto per lui il rinvio a giudizio. Secondo i legali di Matteoli, l'ex ministro ha ribadito la correttezza del proprio operato e la palese falsità di Giovanni Mazzacurati, all'epoca dei fatti presidente del consorzio Venezia Nuova. L'allarme smog resta complici le condizioni meteorologiche di alta pressione. Oggi è il 10° giorno consecutivo di allarme per le alte concentrazioni di polveri sottili PM10 scaricate in aria dal traffico stradale, acqueo e aereo, dagli impianti di riscaldamento in piena attività e dalle industrie che finiscono per ristagnare negli strati bassi dell'atmosfera. Lo stato di allerta vale per tutte le stazioni di monitoraggio dell'ARPAV. In via Beccaria siamo già al 72° giorno di superamento dei limiti. Il 13 dicembre, in occasione dell'apertura della Porta Santa di San Marco per il Giubileo, sarà applicato il piano che da questo momento in poi verrà utilizzato per garantire la sicurezza dell'area marciana quando ci sono eventi come il Carnevale. Le persone entreranno in piazza in maniera contingentata solo da una parte dei varchi controllati da forze dell'ordine e polizia locale. In caso di necessità il flusso può essere interrotto in ogni momento. Previsti i metal detector e sui tetti saranno piazzati dei cecchini. Una vera e propria serra nel garage l'hanno scoperta i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Mestre, che in seguito all'operazione hanno arrestato un 40enne incensurato. L'uomo era impegnato da tempo nelle attività di coltivazione e spaccio di marijuana fra le mura della sua residenza di Marcon. La serra era stata allestita all'interno del garage, completa di tutto il materiale necessario allo scopo: tubi e ventole per la reazione del locale, trasformatori di corrente, termometri digitali, temporizzatori, lampade alogene e pannelli riflettenti, nonché l'occorrente per un impianto idroponico. Aveva in tutto 10 piante pronte per essere essiccate.